Un tragico frontale su un rettilineo che attraversa la provincia di Treviso per arrivare a Cittadella. Ancora un incidente mortale lungo la Postumia alla statale 53 questa notte. Due auto, una Mercedes e una Ford Fiesta, si sono scontrate. L'impatto, forse a causa della velocità, è stato tremendo. Prima lo scontro, la Mercedes che carambola e la Fiesta che finisce nel fossato, accanto inabissata per 50 centimetri. I primi a trovare le due auto sono gli operatori del 118 di un'ambulanza della Croce Rossa che era di passaggio. Allertati, i vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e Padova con l'autogru. Hanno estratto il conducente della Mercedes che è stato preso in cura e stabilizzato per essere trasferito in ospedale, mentre il conducente della Ford, finita in acqua, era già deceduto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. A perdere la vita un giovane di soli 31 anni, un sergente americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. L'automobilista ferito non è in gravi condizioni, è un uomo di 47 anni di Cittadella. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, sul posto c'erano i carabinieri di Padova.